In mano aveva una rosa, un fiore che stava portando alla fidanzatina. La sua vita, a 18 anni appena, è stata spezzata a pochi metri prima di raggiungerla. È morto investito in sella alla sua bicicletta qui, lungo via Camalò a Paderno di Ponzano, Rodrigo Cerquetti, travolto da un'auto condotta da un 29enne di Montebelluna. Ieri sera, attorno alle 22, il momento dell'incidente, i residenti sono subito accorsi dopo aver sentito lo schianto. Siamo andati là, sì, ma non dava segni di vita, poverino. Rodrigo, immobile sull'asfalto, non dava nessun segno di vita. Sotto shock il conducente dell'auto, che ha detto di aver visto scartare improvvisamente il giovane verso sinistra, probabilmente per girare verso casa della sua ragazza. Si disperava perché appunto ha detto perché devono toccare a me queste cose, mi ha attraversato la strada. Per sentito dire perché a me e perché a lui. Assieme alla bici i soccorritori hanno trovato anche l'iPod della giovane vittima, difficile stabilire però se indossasse le cuffiette quando è stato investito. Rodrigo Cerquetti frequentava le serali al Palladio, amava la vita come i suoi coetanei, spesso organizzava feste che animava come DJ. A San Liberale, quartiere dove viveva, la notizia ha lasciato tutti di stucco. Sulla sua pagina Facebook sono piovute decine di commenti di cordoglio. Ora ad essere messo sotto accusa è però anche la strada dove il ragazzo è morto. Nel pomeriggio è apparso uno striscione, la pista ciclabile poteva salvarlo. Tragedia anche a Pieve di Soligo, dove un uomo di 63 anni, Giuseppe Tommasi, si è schiantato contro un muro in via Montello a bordo della sua automobile. L'uomo ex dipendente del mobilificio Mistral è stato trovato già privo di vita dai soccorritori. Non si esclude che la causa della fuoriuscita di strada possa essere stata causata da un improvviso malore. L'uomo infatti soffriva di diabete.